Una delle priorità, come avete visto, è la priorità, anzi, una delle focus area della priorità 6 riguarda specificatamente l'inclusione sociale e lo sviluppo locale e ci porta direttamente a trattare appunto questa metodica mantenuta anche dal regolamento 1305 dopo che è stata sperimentata, come ricorderete, nell'asse 4 della programmazione 2007-2013. Questa metodologia, prevista obbligatoriamente per lo sviluppo rurale, mentre è facoltativa per, meglio, è prevista obbligatoriamente per il Fondo europeo agricolo di sostegno allo sviluppo rurale, mentre è facoltativa sia per il Fondo sociale europeo che per il Fondo di sviluppo regionale, il FERS, è stata declinata nel nostro programma, come dicevo, all'interno della priorità 6 con la focus area 6B. Complessivamente la focus area ha una dotazione di 74 milioni di euro, 74.250 mila, articolate su 3 interventi della misura 19, che è la misura appunto di sostegno, di stimolo allo sviluppo locale. L'intervento 19.1.1 parla di sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia. L'intervento 19.2.1 parla del sostegno alle strategie selezionate e previste mediante una serie di misure. L'intervento 19.4.1 è il sostegno alla gestione, al funzionamento, diciamo così, dei gruppi di azione locale che danno gambe, che governano l'attuazione del programma, del piano di sviluppo locale, scusate, della strategia relativa. Sommate formano 74 milioni di euro. Scusate, no, eccolo qua. Allora, la riproposizione di 3 interventi, un breve richiamo agli obiettivi. Mi permetto di farne una lettura che forse non è sempre emersa nelle fasi precedenti o anche in sede di discussione a livello di Consiglio regionale ha faticato a esprimersi. Al di là, ripeto, di questi obiettivi, io uso un'immagine o una sintesi. Mentre nella passata programmazione 2007-2013 il ruolo dello sviluppo locale, concretizzato, personificato se vogliamo nei GAL, è stato alternativo e sostitutivo all'azione regionale per tutte le misure dell'asse 3 della diversificazione, in questa programmazione, di cui siamo ancora nelle fasi iniziali di avvio, in questa programmazione l'azione di sviluppo locale affidata ai GAL e allo sviluppo locale tipo partecipativo, così come è nominato ora, non è sostitutiva, ma è rafforzativa. Cosa vuol dire? Di fatto, delle 13 misure, praticamente tutte e 13, a eccezione della 19, vengono attuate su tutto il territorio regionale, con alcune specifiche per taluni interventi, ad esempio l'intervento 6.3.1, sviluppo delle piccole, avvio alle piccole aziende agricole in zona montana. E l'azione mirata del leader si aggiunge, si sovrappone. Tradotto in soldoni, ad esempio, cito il tema della montagna perché è un esempio molto efficace che avete visto prima, abbiamo fatto una simulazione individuando che alla montagna andrà il 35% di risorse, quei 416 milioni in base a una serie di elaborazioni fatte da noi, a questi va aggiunto il leader pro quota in termini di risorse, ma anche in termini soprattutto di azioni, di interventi. Quindi non più una sostituzione dove c'è il GAL, non c'è la regione, ma una sovrapposizione in determinati ambiti territoriali che per loro connotazioni o in difetto o in pregio, quindi potenziali da sviluppare o ritardi da colmare, oltre all'azione generale dei bandi regionali, si inserisce l'azione dello sviluppo locale tipo partecipativo, con le sue connotazioni, con i suoi pregi. Velocemente, le tre misure, prima di passare, o meglio, soffermandomi sugli aspetti qualificanti. Vabbè, il sostegno alla candidatura,
È previsto un budget, circa 1.100.000 euro, per sostenere la creazione, le spese necessarie alla prima aggregazione, alla predisposizione di quanto necessario per presentare la domanda di essere riconosciuto come gruppo GAL, è sempre un partenariato pubblico-privato come nelle precedenti esperienze, con un programma, con un piano di sviluppo locale, un piano di azione locale che dir si voglia, sono entrambe le definizioni, e è previsto appunto un sostegno agli studi, alle attività necessarie ad arrivare a questa proposta. Questa misura è finalizzata all'erogazione di questo tipo di sostegno al beneficiario, meglio al gruppo che si candida. Anticipo una domanda, ovviamente a chiunque si candida, a prescindere dall'esito della candidatura, perché noi abbiamo previsto un numero massimo, la proposta prevede un numero massimo, può esserci un candidato in più, anche a quello è riferibile questo tipo di sostegno. Intervento 19.2.1. Questo è l'intervento proprio all'attuazione concreta dei piani. Vengono individuati i piani, si propongono i piani, la valutazione dei piani rientra a dei requisiti di ammissibilità e di selezione, verranno, in base a dei parametri che terranno conto dei diversi territori, verranno assegnate delle risorse in gestione al gruppo di azione locale. Il coacervo complessivo a disposizione è di 63,6 milioni di euro e andrà poi a sostenere la strategia, la quale strategia avrà gambe andando a utilizzare un pacchetto di misure, abbiamo previsto siano quelle del programma, con alcune eccezioni. Le alcune eccezioni riguardano determinate misure, vedi l'indennità compensativa, vedi gli interventi agroclimatico-ambientali, che per prescrizione del regolamento della Commissione hanno dei contenuti blindati, passatemi il termine, non opinabili, non discutibili, che in genere, addirittura l'indennità compensativa è previsto, non si vada a selezione, ma si vada a totale copertura delle domande, per cui non aveva senso disgiungerli dalla regia regionale. Idem, ad esempio, alcuni altri interventi, se guardate sulle immobilizzazioni materiali, gli interventi 441, 442 spiegati dalla collega Barbara poco fa, che hanno bisogno di una valutazione attenta e che sono propedeutici alla partecipazione agli interventi agroclimatico-ambientali. Per il resto, grosso modo, li vedete elencati qui. Ad esempio un'altra eccezione è quella dei giovani, del sostegno all'insediamento dei giovani, sinceramente non c'è molta discrezionalità stanti i requisiti richiesti dal regolamento, che si parli di territori fuori leader o territori leader. Quindi il leader perseguirà una propria strategia con attivando queste misure, tutte in parte, come riterrà, ovviamente in maniera coerente a determinate scelte. Veniamo veniamo alla parte sicuramente qualificante, su cui ovvero dove atterra quello che ho spiegato. Allora, dove atterra quello che ho spiegato e qual è il criterio a un certo punto perché in un determinato ambito territoriale possa sorgere un gallo o meno. Anche qui non sono cose nuove, è nuovo un tentativo che facciamo nuovo rispetto alla versione presentata il 10 di aprile. Non sto qui a rinnovare quella, dico qual è la versione diciamo attuale. Allora, il GAL si costituisce tra più soggetti, ha personalità giuridica, c'è una prevalenza del soggetto, diciamo così, privato rispetto al pubblico, il pubblico non può superare il 50%, per quanto sta alla copertura, la popolazione, resta invariato il parametro che dà la dimensione del GAL, appunto la popolazione residente nei territori in cui il GAL si costituisce. Minimo 50.000 abitanti, massimo proponiamo alla Commissione europea di innalzarlo a 250.000 abitanti. È una proposta che facciamo,
In questo non ci sostiene l'accordo di partenariato, non ci ha sostenuto, non hanno accolto la richiesta di inserimento che avevamo fatto ancora parecchi mesi or sono. Noi la proponiamo comunque, in sede di negoziato avremo l'epilogo. Ovviamente da dove nasce questa ipotesi? Se pensate, conoscete meglio di me il nostro territorio regionale, il modello di sviluppo particolare che caratterizza il Veneto, effettivamente i 150.000 abitanti come dire, possono precludere delle logiche anche di massa critica, di aggregazione su determinati territori che potrebbero invece avere senso e portare più efficacia nella attuazione di strategie omogenee. Quali sono i territori selezionati? Comuni classificati D, comuni classificati C, parlo addetti ai lavori per cui semmai dopo vi mostro una slide ma non sto qua a fare la leggenda, comuni classificati B che nella passata programmazione abbiano partecipato al leader entro un limite numerico, questi comuni B, del 60% del coacervo dei comuni C e D. Complicatissimo dirlo, più facile dopo vederlo. Anche questo criterio è in parziale deroga a un principio dichiarato dall'accordo di partenariato, non declinato adeguatamente, che parla in qualche modo di una limitata, ecco così, riferimento ai comuni che hanno partecipato alla precedente programmazione e che sono B, classificati B. Quel limitata effettivamente non è dato sapere, è un aggettivo qualificativo, non è un parametro quantitativo. Quindi noi l'abbiamo quantificato nel 60%, vedremo cosa, se la Commissione avrà qualcosa da ridire o noi ci stiamo attrezzando per giustificare, come dire, analiticamente, oppure si accoglierà la nostra tesi come noi auspichiamo. Però è doveroso da parte mia precisare questi due elementi un po' particolari di criticità. Il GAL seleziona alcuni ambiti di interesse, questo lo propone l'accordo di partenariato, e propone anche un elenco di ambiti di interesse. Quali sono? Ecco, li vedete, li abbiamo elencati qui, vanno dalla diversificazione economica e sociale, turismo sostenibile, valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, cura e tutela del paesaggio e così via. Non li sto qui a leggere tutti perché sarei banale, insomma, ecco in questo. Vado sul budget di misura è prevista la possibilità dell'anticipo, il sostegno è per l'80% delle spese ammesse, qui stiamo parlando del 19,4 mentre sulla 19,2 è ovviamente il 100%. Ho fatto riferimento alle zone, ecco questo forse più chiaramente della mia spiegazione denota la fascia blu e e i vari pezzi in colore ocra sono le zone C e D. In verde più brillante e meno brillante le zone B, in giallo i poli urbani che come nella passata programmazione ovviamente sono esclusi, non rientrano nel concetto di ruralità. In tabella di che numeri stiamo parlando? 580, qua è rimasto 81 comuni del Veneto, sono dati riferiti, la base statistica è il 2011, per questo li vedete 581. I comuni leader che abbiamo in questo momento, in chiusura di programma, 378 nelle varie tipologie. Il 60% a cui mi riferivo è il 60% dei 205 comuni che assommano le aree definite C e le aree definite D. Vado avanti, no, ecco, basta. Mi fermo qui per quanto riguarda la presentazione, me ne scuso per la sintesi, ma mi sono soffermato sugli aspetti qualificanti. Per quanto riguarda, faccio una specifica, per quanto riguarda alcune misure. Ho citato prima che il leader attiva solo in ambito leader, si attivano alcuni interventi, sono pochissimi, esclusivi, sono 3 interventi. Uno è l'intervento 6.3.1, richiamavo, l'ha presentato benissimo il collega Zannol, altri 2 sono
di questi tre che vedete sono il 751, infrastruttura e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, e il 761, recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale. A chi si rivolge la 751? Enti locali, persone giuridiche di diritto pubblico-privato, partenariati. Prevede ovviamente la redazione di un piano, di un progetto, e va a sostenere spese sia materiali che immateriali per realizzare queste infrastrutture di piccola dimensione. Piccola è stato tradotto in spesa inferiore ai 100.000 euro di spesa complessiva, minimo 25.000 euro, finalizzati a valorizzare, fruire aspetti naturalistici e culturali in termini turistici presenti nel territorio. 761 invece, beneficiari sono agricoltori, associazioni di agricoltori, associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio. La finalità è quella di intervenire su immobili di pregio, diciamo così, di valore storico, immobili rurali di valore storico, mappati, riconosciuti dai diversi strumenti urbanistici, al fine di farne oggetto di restauro conservativo, insomma, ecco. Ovviamente senza alterarne la destinazione d'uso. Per questi interventi non trovate nel programma, questi due, e anche per l'intervento 6.3.1, non trovate una destinazione di risorse finanziarie dedicate, perché appunto vengono attivate nell'ambito delle risorse assegnate, come dicevo prima, alla misura 19.2.1, e quindi sarà in funzione dei programmi dei GAL l'individuazione del quantum, insomma, ecco, delle risorse destinate. Grazie.